Una notizia, quella dei contagi tra i migranti e la Croce Rossa di Jesolo, che si abbatte come un fulmine sulle aspettative di rilancio dell'economia turistica del Veneto, proprio in un momento nel quale si cominciavano a rivedere le prenotazioni, una batosta per il turismo che da Jesolo potrebbe estendersi anche al resto della regione. Anche perché noi stiamo facendo una promozione sia regionale, nazionale, ma soprattutto anche internazionale di area free, di zona di safe area, cioè di un'area sicura. E ovviamente far passare un concetto come questo, cioè il fatto di avere delle persone, in questo caso immigrati, ma concentrati in una località con il virus, ovviamente ci fanno una promozione, una pubblicità negativa, e noi siamo già impegnati a spiegare ai turisti tedeschi e austriaci in particolare che possono venire da noi in sicurezza. Di qui l'invito dell'assessore al turismo anche a tutti i cittadini nell'aiutare, attraverso il rispetto rigoroso delle regole anticontagio, la promozione dell'immagine del Veneto. Sicuramente fare attenzione anche nella gestione nostra, anche nei rapporti interpersonali per la questione del Covid, però cerchiamo di non lanciare messaggi allarmistici, perché altrimenti noi ci troviamo ad oggi con metà strutture chiuse e metà di quelle aperte con un indice di occupazione del 15%. Quindi noi non possiamo permetterci altre disdette da parte dei turisti, ma invece dobbiamo lavorare con una promozione come quella che stiamo facendo forte, per dire che la nostra area è un'area sicura. Infatti il virus in Veneto era stato sconfitto, quei pochi casi che abbiamo sono di importazione, se così vogliamo dire.